Ancora una scossa di terremoto, ancora in Grecia. Sempre al largo della costa della Grecia, la scossa è stata di magnitudo 5. Si è verificata quasi a mezzogiorno alle 11:50. Il sisma ha avuto epicentro a 91 km da Karpathos, mentre l'ipocentro, ragazzi, è veramente pochissimo, 7 km di profondità. Quindi non so dirvi altre notizie riguardo a quest'altra scossa di terremoto, ragazzi. Non so cosa è successo, se c'è stato uno tsunami, non lo so, ragazzi, perché come sempre queste notizie arrivano proprio giusto giusto, queste notizie arrivano proprio in extremis. Questa è arrivata più o meno 10 minuti fa, questo aggiornamento, quindi non lo so, dicono solo questa cosa qui, che c'è stato questa scossa di terremoto sulla costa della Grecia di magnitudo 5, profondità solo 7 km. Ora io non so se c'è stato uno tsunami, se è stato sentito sulla costa, non lo so, vi dico una bugia, ragazzi, quindi al massimo se saprò qualche cosa in più farò un aggiornamento, perché come sempre, ragazzi, non si sa mai nulla. Sì, sì, in Grecia un'altra volta, sapete, sempre sulla costa, diciamo, della Grecia, stavolta di magnitudo 5 alle 11:50, quindi poco fa, ragazzi. E la profondità è 7 km, ancora di meno dell'altra era 10, se non mi sbaglio. Quindi continuano queste scosse di terremoto a largo della costa, diciamo, della Grecia, però, ragazzi, le notizie arrivano pochissime, quindi solo il terremoto, la magnitudo e queste cose qui, perlomeno fino adesso non ci stanno notizie né di persone né se c'è stato uno tsunami, se no. Però, ragazzi, chiunque stesse nelle vicinanze della Grecia, attenzione se state vicino al mare, perché il mare, se vedete, ragazzi, che indietreggia, scappate il più che potete. Quindi questo video, a parte l'Italia, lo vedranno pure chi sta in Grecia, comunque chi sta dall'altra parte. Comunque chiunque segue il mio canale sta per puro caso su una spiaggia in Grecia, ragazzi, allontanatevi e andate più lontano possibile. Non lo so se ci sarà oppure no, però come si dice, meglio fare così e no che non fanno come. Lo devo fare quel video che copiano gli account, sì. Prima o poi lo farò, non ti preoccupare, faccio un bel video su questo. Quindi, ragazzi, non vi dico una bugia, comunque scappare, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi se state su qualche costa della Grecia, vicino a un mare, vicino a queste zone qua, ragazzi, prendete informazioni locali e vedete un po' la situazione come sta, perché qua la scossa alle 11:50 c'è stata, quindi il fatto di sta c'è stata, ora dobbiamo vedere le conseguenze. A te ti copiano sempre, adesso. Vabbè, adesso questi copiano a tutti alla finale. Non è il problema che copiano a te, hanno copiato anche a me, a tutti. Quindi non è il problema tuo, è il problema generale. No, Save, non si sa nulla, come sempre, non ho potuto trovare nulla. Ho trovato solo la notizia, la profondità, la scossa sulle coste al largo, queste cose qua solo, sulla costa, diciamo, della Grecia, ma a livello di feriti oppure tsunami, perché ti ripeto, la profondità è poca, sotto i 7 km solo, quindi pure una di 5 se può causare uno tsunami oppure qualche onda anomala invece di uno tsunami vero e proprio, quindi non lo so, perché le notizie, ti ripeto, io giro quasi dappertutto e la notizia è sempre la stessa, dicono solo lo stretto necessario, diciamo. Poi se è successo qualche cosa lo fanno l'aggiornamento, però per il momento si sa solo questa qui. Quindi sì, sì, adesso sì, sì, non è un problema uomini, donne, no, non è un problema tuo, capisci? Qua stanno quasi tutti che copiano account, che poi
A che servono non ho capito, però la gente si vede che non ha nulla da fare. Quindi ragazzi, io vi lascio e in caso di aggiornamento su questo terremoto io non so che cosa ci sta, per adesso non riportano nulla. Se arriverà qualche notizia fresca, in senso che non c'è stato nulla oppure c'è stato qualche cosa, io faccio l'aggiornamento, perché ritorno a ripetere, in Italia perlomeno non ci sta, diciamo, nessuna notizia, ma anche al di fuori dei siti italiani riportano solo la solita notizia, cioè profondità, scossa, NGV, UGS, dappertutto è la stessa storia, quindi non riportano. Sono andate pure sui siti greci, ma non riportano la stessa cosa. Terremoto poche ore fa in Grecia, ho fatto la traduzione, ma è la stessa notizia che ho detto in italiano io, quindi non cambia nulla. Ragazzi, ci sentiamo più tardi. Se c'è qualche cosa, che c'è stato qualche cosa sulla Grecia. Mo vado, Saverio. Oggi faccio il riso con pomodoro e un po' di insalata, leggero. Perché stasera mi vorrei mangiare una pizza, capì? Quindi oggi ci manteniamo un po' leggero. E stasera una bella pizza ce l'ho. Vabbè, ragazzi. Sì, sì, no, no, mangio leggero. Eh. Vabbè, ciao, sapete, è stato buono. Ci sentiamo e al prossimo video, ragazzi.